Chi sperava in una mediazione del governo americano anche per Alberto Trentini, fino ad ora è rimasto deluso. Gli amici di Alberto Trentini hanno percorso in modo pacifico ma molto determinato stamattina il Ponte del Redentore, con Emergency, articolo 21, comitati e associazioni ma anche semplici cittadini. Poche ore prima era arrivata la notizia che a seguito di una trattativa tra i due stati, tra America e Venezuela, sono stati liberati alcuni detenuti americani in Venezuela in uno scambio di prigionieri. Nell'elenco però purtroppo non c'è ancora il nome del nostro connazionale, cooperatore originario del Lido di Venezia, e questo aumenta la rabbia e la preoccupazione. Non è possibile che si abbassa i toni perché abbassa i toni, si alza i toni perché alza i toni. Rassegniamoci tutti e proviamo a immaginarci con un figlio sequestrato in un carcere lontano, in un paese che non ha rapporti con l'Italia. Ma lo chiedo a tutte voi, a chi ci ascolta. Ma voi cosa fareste? Stareste zitti o urlereste sino al ritorno di Alberto a casa? Ancora oggi cerchiamo di far sollevare il nostro paese per la liberazione di Alberto, chiediamo che il governo si impegni, lo chiediamo come cittadini, io sono una cittadina. Anche la voce del patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, si è levata autorevole in un accorato appello dopo l'apertura del ponte, mentre gli amici hanno attraversato il ponte che dalla fondamenta delle Zattere arriva fino alla scalinata della Basilica. Al Redentore si va per chiedere la grazia, qui invece andiamo per chiedere che tutte le voci chiedono la liberazione di Alberto Trentini. È in carcere senza accuse, accusato forse di occuparsi della vita degli altri. Ha parlato una volta con la mamma, non ha mai sentito gli avvocati. E che altro c'è bisogno di sapere per sapere che è una vicenda ignobile,